Fu proprio grazie a quella cartolina e a quelle parole dettate dal cuore che lei... What's up, Shakespeare? Per la serie Evviva le figure di merda, oggi vi racconterò la storia di Giulia. Ebbene sì, vi invito sin da subito a guardare il video fino alla fine, perché il finale è davvero a sorpresa. Non so se vi ricordate la storia di Alice, questa qui. In ogni caso vi sto per raccontare una delle pazzie d'amore più grosse e ingenue e assolutamente incredibili che abbia mai combinato. Tutto ebbe inizio nel 2008. Ben 15 anni fa, nella città più bella del mondo, Bassano del Grappa, si stava svolgendo la non so che numero edizione della Dunata degli Alpini e io, da buon veneto, sono uscito il giovedì sera, convinto di star fuori solo qualche ora, e invece mi sono ritrovato a tornare a casa la domenica dormendo con degli sconosciuti con delle tende piantate ovunque, addirittura in delle rotonde, tipo questa qui. È stata una festa molto divertente. Avevo pure fatto delle foto, non so se le ritroverò mai. Ecco, beh, magari rendevano l'idea. Quello che però più conta è che in preda alle bevande divertenti che avevo bevuto probabilmente a litri, tanti litri, fu che mi ritrovai a far pipì un po' ovunque, nascosto tra le piante e anche in spiaggetta lungo Brenta, ma a volte proprio non la tenevo più. Così la feci tra queste fioriere qui. Scusate, condomini, sono passati degli anni, E fu proprio lì che la vidi. Vabbè, avevo il pisellino in mano. E forse appunto per questo ne rimasi un po' scioccata. Ma la cosa più importante è che ne rimasi folgorato. Era proprio bella. Ma bella, bella, ma bella, Oh, badate bene, anche se sono un gran mona e un gran timido, la salutai. Di certo non a causa dell'alcol, E nemmeno perché avevo il pisello in mano. Ma quello che lei fece fu ricambiare con un sorriso. Che cosa ve lo dico a fare? Era un sorriso meraviglioso. Rotax, appunto. Anche se non ci conoscevamo personalmente, entrambi ci eravamo già visti più e più volte. Alla fine frequentavamo gli stessi posti e le amicizie bene o male erano anche in comune, quindi capitava spesso di incrociarla anche al Cetra, mio posto del cuore, Cittadella, e alla Gabbia. Ok, la Gabbia non è più qua. Sì, insomma, sempre posti sobri comunque. L'unica cosa che sapevo era il suo nome, Giulia, e oltre a quello era una delle anime più belle che avessi mai visto in vita mia. Lo percepivo e ne ero sicuro. Al tempo non esistevano i social, o quantomeno non erano usati, e quindi mi rimboccai le maniche e da buon stalker la martellai. Oh, ci provai in tutti i modi, ma lei non voleva saperne per niente. Non che fossi un gran figo, lo so, neanche al tempo, Ma non mi persi mai d'animo, non è da me. E forse anche un po' per sfinimento, alla fine riuscì a uscirci insieme. Ma purtroppo non va sempre tutto bene. Complimenti. E in breve tempo, forse più concentrato su di me che su qualsiasi altra persona al mondo, riuscì a perderla. Oh, quasi. Lei giustamente si allontanò ed io solo con la perdita capii quanto era grande quello che avevo perso. Sempre stato così, Finché non ci sbatto il naso, niente. Ma per l'ennesima volta non mi arresi. Testa dura come a coa. Lei però non voleva più saperne e fu proprio in quel periodo che iniziai a misurare il tempo in base alla sua assenza. E non stavo mica bene. Così però decisi di riconquistarla. Non so se lo sapete, ma oltre alla fotografia una delle mie più grandi passioni è il cinema. E in quel periodo storico guardavo film di ogni tipo e un giorno mi imbantei su un film d'amore che si chiama Love Actually. Love Actually. Love Actually. Vabbè, questo qua. E se l'avete visto non potete dimenticare quella scena dove l'attore più sfigatello di tutti, amore non corrisposto di Keira Knightley, fatene la raison, anche a me, durante le feste di Natale decide di fare una dichiarazione d'amore a suo modo. Si presentò sotto casa di quell'altra fingendo di essere quelli della stella di Natale con tanto di stereo e con in mano dei cartelli. Non vi spoilerò tutto, in caso andatevelo a vedere, ma credo sia una delle dichiarazioni più belle, sentite e geniali che abbia mai visto. Così a modo mio decisi di fare più o meno lo stesso. A lei il Natale non piaceva, le metteva tristezza, ma io volevo anche regalarle quella magia che c'è solo in quel periodo. Così, in pieno luglio, decisi di far nevicare. Sì, mi armai di un sacchetto di polistirolo, di un piccolo stereo con una cassetta con dentro... So this is Christmas. Eccoci, una barba finta, un cappello da Babbo Natale e dei cartelli tutti miei. Io sapevo benissimo che non mi avrebbe mai più ascoltato se solo mi fossi messo a parlare e questa la vedevo come l'unica opzione. Faceva un caldo, fioi, che non avete idea, e un po' anche sudavo perché ero bello agitato, ma presi coraggio e andai nel negozio dove lavorava come commessa. Esattamente questo qui, negozio di scarpe per il fighetto. Immaginatevi la scena, pieno luglio, mi metto la barba finta, il cappello da Babbo Natale, accendo lo stereo con una musica di Natale e con i cartelli sotto braccio
Entro nel negozio. L'idea era quella di non dire nulla e girare solo i cartelli, ma entrando e non vedendola, chiesi a quello che era anche il proprietario: scusa, ma Giulia è in ferie? Era in ferie? Cioè, era in ferie? Io sono entrato in quel modo e lei era in ferie? E davanti a una figura così de merda, cosa potevo fare se non tornare al Cetra a bere? Vabbè, il morale non era alle stelle, fioi. Ma dopo 12 birrette, forse 15, iniziai a scriverle messaggi pregandola di vederci. Lei, probabilmente per pietà, mi rispose: no, scherzo. Oh Mona, son casa se te devi dirmi qualcosa. Sì, in dialetto veneto me l'ha detto. In preda alle birrette andai di corsa letteralmente. Le scrissi quando ero davanti casa. Quella casa che forse è stata l'inizio di tutti i problemi. Causa mia. Lei arrivò al cancello d'entrata ed era di una bellezza disarmante. Tanto bella quanto arrabbiata, eh? Se voglio riesco a farmi odiare, fioi. Ma insomma, senza dirle niente, accesi la musica e in completo silenzio iniziai a girare i cartelli, mentre ogni tanto lanciavo del polistirolo per aria, simulando quella neve che a lei non faceva così impazzire. Me lo ricordo come fosse ieri, non disse una parola. Sorrise, quello sì. Per forza ero vestito da Babbo Natale in pieno luglio. E a me bastò quello. Presi le mie cose e me ne andai. Non mi aspettavo una risposta e non avevo la minima idea se quel gesto avesse potuto cambiare le cose. Passarono diversi mesi. Mesi di silenzi e mesi nei quali forse avevo perso tutte le speranze. Ma un giorno, dal nulla, tornò a farsi sentire. Fermi tutti però. Che qua le giornate si sono accorciate di botto. Fa un freddo e sei uno scuro, fioi. Giacchetta, voilà, luce 1, luce 2 e il resto della storia ve lo racconto domani col Soe, se spera. Rieccomi. E che Soe, che sei ancora? Alla fine lei tornò e ci rimettemmo insieme, ma insieme per davvero sto giro, con quella che si può definire una consapevolezza da adulti. Magari lei un po' di più di me, eh? Passammo degli anni bellissimi e appena ne avessimo avuto occasione abbiamo girato mezzo mondo, con viaggi su e giù per l'Italia, in Portogallo per più di 2 mesi, in Costa Rica, in Marocco e un po' ovunque. In Marocco ho avuto una dissenteria che me la ricordo ancora adesso. Maria che mai che stavo. Andavamo così d'accordo che se tutto va bene avremmo litigato sì e no 3 volte in non so quanti anni. Avete presente le 2 metà della mela? Ecco, vabbè, magari lei era quella bella e io ero quello simpatico. Bisognava pur compensare, anche se alla fine eravamo 2 scappati di casa entrambi. Pensate che lei ad un mio compleanno volle farmi una sorpresa facendosi trovare con dei cartelli simili a quelli che avevo fatto io anni indietro. I miei glieli avevo regalati e non li ho più, ma i suoi dovrei ancora averli da qualche parte. Occhio lì che li cerco. Li cerco nella mia vecchia cameretta. Guarda qual è entrata. Maria! È da un po' che non entravo qua, eh? Poster di film, poster di snowboard, poster di Caballero con la firma nel 99, CD vecchi di ogni tipo, cassette che non ne parliamo, stecca da biliardo, tavole da skate, vabbè, insomma, i vizi, che bordeo, fioi. E dovrebbero essere qua in giro. Ma qua dietro? No, riviste, qua dentro. No, qua non mi posso fare vedere niente. Qua forse? No. Ah, eccoli qua. Beh, a differenza dei miei che erano molto simili a quelli del film, con qualche bragottata dentro e che lei probabilmente avrà bruciato o buttato, io i suoi li ho tenuti. Me li diede ad un mio compleanno e piansi tantissimo. Ci associò anche una musica che ricordo perfettamente. Basta o mi tagliano il video per copyright? E bene o male i cartelli erano questi qua. So che sei tu quello dei cartelli e probabilmente non hanno lo stesso effetto, ma vorrei che tu ti sentissi come mi sono sentita io. Ecco. So che odi questa canzone, mi ha sempre fatto pensare a te, l'adoravo invece. E dura ben 5 minuti, quindi non finirà perfettamente come con te. Io avevo studiato perfettamente che i cartelli finissero di essere letti con il finire della canzone di Natale. Un genio. So anche che ti piacciono loro e che io in confronto sembro uno sgorbio. Beh, fioi, cioè guarda che roba, madonna, è già il tempo, sì. Sempre piaciute le belle mone. È che io dico bugie. E forse sì, potrei stare senza di te, ma non voglio. Io non ho promesse da mantenere, ma te ne posso fare una adesso. Ti prometto che se vorrai mi prenderò cura di te anche quando sarai vecchio e puzzolente. Tanti auguri, stupido. Ricordo che mi spezzò il cuore. A metà. Era proprio bellissima. O forse era tanto innamorata. Non l'ho mai capito. Ma poi, come un terremoto fortissimo in piena notte, ci fu la svolta. Nella mia vita accadde qualcosa di sconvolgente che mi annebbiò totalmente tutti i pensieri. Ero totalmente perso, un'altra persona, e non riuscivo più a vedere nulla se non solo me stesso e una sorta di distruzione personale. Mi feci travolgere e persi qualsiasi cosa che avevo creato. Mi sentivo solo, volevo sentirmi solo e pretendevo che nessuno mi stesse più accanto. Non raccontai nulla, né agli amici più cari e né tantomeno a lei. E fu l'errore più grande
grande della mia vita. Senza nessun motivo apparente mi sono tenuto tutto dentro, fino quasi al punto di esplodere. E non riuscivo a spiegarle il motivo. Non volevo farlo, volevo che tutto quel male fosse solo mio e non condividerlo con nessuno. Ero spaventato, arrabbiato e probabilmente totalmente deluso da quello che mi era successo. Non vedevo via d'uscita e non trovavo più nessuno sfogo. E se nemmeno gli sport e la Mona riusciva ad aiutarmi, vuol dire che ero messo veramente male. Ve lo posso assicurare. Persi tutto. Persi amici e persi anche lei. Non riuscivo più a stare nemmeno in piedi. Avevo bisogno di aiuto e non riuscivo a chiederlo. È tutto lì il discorso. Ciao Gevare. Lei se ne andò perché fui proprio io a mandarla via. Pensa quanto so semo. Ma non finisce qui. Dopo aver passato un anno d'inferno con demoni che mi spuntavano ovunque e che non riuscivo a scacciare, fortunatamente tornò al sereno, anche se questo ha comportato avere una perdita enorme, che magari non sto qui a raccontarvi perché è una roba brutta. Ho imparato che nella vita, quando si è totalmente a terra, persi e senza più uno scopo per tirare avanti, si può solo risalire. Sembra una frase fatta, ma è assolutamente verità. Iniziai pian piano a riprendere in mano tutto, me stesso compreso, e anche se lei di me non voleva più saperne, chissà come mai, io non demorsi e ci riprovai comunque. Evidentemente era proprio quello che mi mancava e quello che volevo, sempre con i miei tempi sbagliati e sempre perché sono uno che le cose le capisce troppo tardi. Così sto giro dovette insistere tantissimo, anche solo per ottenere una risposta, e dopo circa 1 milione di tentativi lei accettò di vedermi. Mi ricordo ancora che era un mercoledì sera, mi presentai sotto casa sua, lei scese, facemmo 2 passi e 2 chiacchiere e lì in una piazzetta di paese mi alzai in piedi su una panchina, tirai fuori il mio ukulele che avevo nascosto e senza preoccuparmi di chi ci fosse intorno iniziai a farle una serenata. Sei fioi, che faceva più o meno così. Ah, il polso. E cantavo pure, cantare più o meno. C'era anche tutta una lettera con il testo scritto a penna e a matita con delle parti che si potevano cancellare se lei avesse voluto. Ma fatto sta che non so se era per la mia voce stonata come una campana o per non essere così bravo con l'ukulele, quelle dimostrazioni non le facevano più effetto. Sì, insomma, non mi voleva più. Dove lo trova un altro come me però? Ovunque, anche ai poste. Ma non finisce qui. È la storia infinita. Adesso vado a salvare Artax. Passarono gli anni e sto giro diventai adulto per davvero. Ripresi in mano tutto me stesso e diventai la persona che sono adesso, che per carità non è il massimo, però un pochino ne vado fiero. Non è che mi voglio così bene, però ho imparato a non volermi male, che è già qualcosa. Capii che non riuscivo a stare senza pensarla e accettai il fatto che lei fu una persona che mi migliorò la vita e che mi aiutò anche con queste cose a diventare quello che veramente sono. Promisi a me stesso che non sarei mai più cambiato e che non avrei in nessun modo cercato di ferirla ancora. E fu così che mentre mi ritrovavo in uno dei posti più reconditi di tutto il mondo, le scrissi una cartolina, ma non una cartolina qualunque, una cartolina con tutto quello che realmente pensavo e che non le avevo mai detto. Così, de botta. Presi e la inviai. C'erano un sacco di cose belle, lo ammetto. Non ricordo tutto perfettamente, ma ricordo che più o meno faceva così. Ti vedo ovunque, ti vedo in ogni viaggio, ti vedo quando sorrido senza che nessuno ne capisca il motivo. Ti vedo in macchina e ti parlo tantissimo. Canto assieme a te mentre guido, come se fossi ancora seduta sul sedile del passeggero. Ti vedo quando sono a letto, da solo, sdraiato su un lato e ti parlo. A volte ti abbraccio pure, ma per lo più ti parlo, come mio solito. E ridiamo tantissimo. Ti vedo quando canto, così stonato da sentire e così orribile da ascoltare, ma ti vedo e ascolto le tue risate, dalla prima all'ultima, anche quando singhiozzi per non ridere, per non darmi soddisfazione, Ti vedo ridere anche quando non ridi, ma quando sorridi invece, ecco, quando sorridi mi cade il mondo addosso, tutto, tutto, con tutte le isole, con quel sorriso lì che ancora oggi mi immagino, quello fa cadere qualsiasi roba. Ti vedo quando rientro in casa tutti i giorni, su quel divano grigio, e ti vedo prima di addormentarmi su quella parte sinistra del letto ancora intatta. E ti parlo, non smetto mai di parlare. Ti vedo quando pedalo in bici verso il centro, con te seduta sul manubrio, ridendo e sperando di non cadere. È capitato, lo so. Ti vedo quando mi dai un bacio. Ti parlo quando cammino in montagna, da solo, in mezzo al nulla. Ti parlo tutti i giorni. Mi manchi.
Mi manchi ogni attimo, mi manchi come non mai, perché ho capito cos'eri, cosa sono e cosa potevamo essere. L'ho capito tardi, ora, con i miei soliti tempi sbagliati. Ho aggiustato tutto, sai, proprio tutto, e adesso sono finalmente libero. Proprio ora che per te è tardi, però in fondo lo sai anche tu, è sempre stato tardi, ma non ha mai fatto troppa differenza. Tu non devi salvarmi, ma sarebbe soltanto più facile se mi restassi accanto e se tornassimo ad essere quello che eravamo, perché l'ho capito e ne sono convinto che non sarà mai troppo tardi. E anche perché io ti aspetterò per sempre. How much I love you. Please don't take my sunshine away. Ecco, più o meno faceva così. Vabbè, ho fatto un riassunto, era molto più complessa. Oh, chissà se l'è mai arrivata. Con le poste non si sa mai. Ora, prima di raccontarvi com'è finita, ci tenevo a darvi un consiglio. Non richiesto, lo so. Questa storia mi ha segnato, ma mi ha fatto imparare un sacco di cose. Se avete qualcosa di bello da dire a qualcuno che è speciale, ditelo, non tenetevelo, ditelo sempre. Il tempo è una cura, ma spesso è anche una tortura. Aggiusta tutto e distrugge tutto. È amico e nemico. Io sono davvero convinto che non sia mai troppo tardi e che certi amori, se sono così veri e sinceri e forti, torneranno sempre prima o poi. Anche quando la speranza è così fievole e sopita. Non arrendetevi di fronte a un rifiuto. Se davvero ne vale la pena, insistete. Fate di tutto per non perdere certe persone. Ma se vi dovessero sfuggire, fate di tutto per riprendervele. Alcune persone, poche, sono fatte per stare insieme. E se quelle sensazioni che sentivano erano vere, lo saranno per sempre. E prima o poi, qualsiasi cosa succederà, sono sicuro che ritorneranno ad essere una cosa sola. Quindi non mollate, fatelo anche per me. Ma ora il finale della storia. Mesi dopo la cartolina, non sentendo più niente, cercai di ricontattarla, anche per sapere se le poste italiane funzionano o meno. E fu così che lei mi rispose. Fu proprio grazie a quella cartolina e a quelle parole dettate dal cuore che lei... Ve l'ho fatta anche questa volta. La cosa più buffa di tutta questa storia è che tutto ciò lei non lo vedrà mai. Scrivetemi un commento se siete arrivati fino qui e se avete capito perché.